Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua. In questo nuovo video, nel video della conferenza stampa pre-Sassuolo Cagliari. Eh, io penso che tutti i discorsi siano irrilevanti e penso sia la conferenza stampa più importante di quest'anno. Vi ricordo che se il Cagliari vince siamo aritmeticamente salvi, quindi automaticamente questo porta a una situazione importante che va gestita nel migliore dei modi. Io mi auguro che per una volta venga fatta una conferenza stampa come Cristo domanda, anche se, ripeto, quella contro il Milan non è stata male, stranamente, però mi auguro che anche le domande possano essere pertinenti, possano essere corrette, fatte con le parole giuste, nella metodologia giusta. Staremo a vedere, io intanto qua mi preparo e andiamo subito. Allora, aumentiamo l'audio del desktop e mettiamo subito YouTube. Qua aggiustiamo il cavo del microfono. Allora, conferenza stampa Ranieri. Eccola qua. Oddio, speriamo bene. Speriamo bene. Tra l'altro, perdonatemi un attimo. Eccomi. Colpo di tosse killer. Allora, niente, io devo ricordarmi, mi ha fatto saltare sta stronza. Mi devo ricordare di mettere il volume al minimo quando faccio i video. Perché me lo scordo sempre, quindi perdonatemi. Ma dov'è? Ecco qua. Volume a zero. Perfetto. Allora, qua come sempre il minuto di attesa, che qui si protrae, raga. E la madò, 3 minuti di attesa. Cioè, praticamente 4 minuti di attesa su 15 di conferenza stampa. Vabbè. Buongiorno da Cray Sports Center, conferenza stampa di Mister Claudio Ranieri, iniziamo subito con le domande. Buongiorno, Alberto Masu di Videolina. Siete arrivati agli ultimi 180 minuti per il cambio. E già i microfoni non si sentono. Già i microfoni non si sentono. Bene. Bene. Buongiorno, Alberto Masu di Videolina. Ve lo dico io sperando che voi riusciate a sentirlo, ma nel caso non riusciate, non vi preoccupate, non siete voi il problema. La domanda la fa Alberto Maso di Siete Videolinea. arrivati agli ultimi 180 minuti per il Cagliari ha la possibilità di anticipare quel famoso ce la giochiamo fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata nei 90 minuti. Come arrivate a questa partita fisicamente e mentalmente? La domanda è stata: vi mancano 180 minuti per arrivare al verdetto finale, però potenzialmente potreste già riceverlo dopo questa partita. Come arrivate psicologicamente e fisicamente a questa partita? Comunque posso dire che è imbarazzante il fatto che poi il Cagliari non ha sto problema con i microfoni da poco, ce l'ha già da tanto tempo, quindi figuratevi. Vabbè. Io credo che si arrivi carichi sia fisicamente che mentalmente. La partita di Milano è stata giocata, sono stati più bravi di noi, ma la squadra ha corso, ha lottato, anche se non può sembrare perché sono stati molto bravi quelli del Milan, soprattutto nel secondo tempo, ma stiamo bene. Ranieri ha detto che la squadra ci arriva pronta, ci arriva carica e poi ha fatto riferimento alla partita di Milano dicendo che non poteva sembrare, ma si sono impegnati anche lì, solo che il Milan è stato molto più bravo. Io
penso sia anche inutile ormai parlare della partita di Milano perché, ripeto, nonostante tutto ci sta dicendo bene, abbiamo la possibilità di poterci salvare comunque in questa partita, che è la più importante del campionato, a mani bassissime, quindi fare riferimento alla partita col Milan, per come la vedo io, mi sembra abbastanza superfluo, quindi accantonerei totalmente questo discorso. Io mi auguro che la squadra ci sia arrivata pronta, ci sia arrivata carica. Io penso che l'allenamento a porte aperte possa aver dato un impatto ehm, importante per quanto riguarda l'approccio psicologico a questa gara che vale tutto l'intero campionato. Quindi mi auguro che la squadra sia effettivamente pronta, come mi auguro che da ora in poi funzioneranno i microfoni in questa conferenza stampa, vero? Sì, quanto è stato importante ieri vivere una giornata come quella di ieri con la carica di più di 2000 tifosi e poi ce ne saranno oltre. Nostra Mirus, ragazzi. Nostra Mirus. Mi hanno fatto prendere un colpo, mortacci loro. È importante ieri vivere una giornata come quella di ieri con la carica di più di 2000 tifosi e poi ce ne saranno oltre 3000 anche domenica al Mapei Stadium. Insomma, qual è magari il messaggio che la squadra e lei lanciate questa No, io dico sempre ai ragazzi che i nostri tifosi devono essere orgogliosi di noi, a prescindere dal risultato. È quello che ci hanno chiesto anche i tifosi ieri. Lottate e accetteremo il risultato. Evidentemente il mio messaggio è passato. Noi ogni partita non pensiamo andiamo per vincere, per pareggiare, noi andiamo a fare la nostra migliore prestazione possibile. I ragazzi non sono macchine, possono sbagliare la partita, possono sbagliare l'approccio, poi sta a me fare i cambiamenti che vedo opportuni. Però noi dobbiamo far sì che i nostri tifosi siano orgogliosi di noi, a prescindere. E mi auguro che possa accadere questo Buongiorno, mister. anche contro il Sassuolo. Però io l'ho già detto e continuo a ripeterlo anche adesso. Domani, non importa come, non importa se meritando, se demeritando, non importa se dal primo minuto al 90esimo, non importa se è un gol regolare, irregolare, fatto da calcio piazzato su azione, non importa come, domani contano i 3 punti, perché la salvezza è troppo importante per il Cagliari. Ovviamente la prestazione sarà più che gradita, ci mancherebbe. E continuo a essere dell'idea che deve essere quella la priorità, ma quando non subentrino altre priorità. In questo momento la priorità più grande invece è salvarsi, perché tu adesso hai la possibilità con una partita di risolvere un campionato intero. Quindi adesso bisogna concentrarsi su quello piuttosto sul fare bene la partita. È chiaro che se vinciamo e facciamo bene la partita, io sono contento il doppio. Però mi basterebbe semplicemente sapere che per quest'anno abbiamo smesso di tribolare. Mi basterebbe quello. Buongiorno. Sassuolo è obbligato a vincere, non ha alternative. Questo può rappresentare un vantaggio per il Cagliari che può gestire comunque la partita in un certo modo, o magari il fatto che loro siano obbligati, si aspetta una squadra arrembante che possa mettervi in difficoltà. Grazie. Ma io mi aspetto una squadra con ottima qualità che non è abituata a stare in quella posizione di classifica. Noi dobbiamo fare la nostra partita, rispettandoli, giocando una partita vibrante, forte, con determinazione, con qualità e poi vediamo. Oddio, diciamo che il Sassuolo non è troppo discostante da quello che è il Cagliari, per come l'ho visto nelle partite. Ha un reparto offensivo molto più convincente rispetto a quello difensivo, però anche lì il Sassuolo è morto da quando si è infortunato Berardi. È stato quello il principale artefice di tutta la situazione del Sassuolo. Non so perché Pinamonti non abbia reso più del dovuto, Lorientè non abbia ripetuto, se non mi sbaglio, anche la stagione fatta l'anno scorso. Il Sassuolo ha vissuto degli episodi che l'hanno penalizzato.
Io ripeto, concettualmente il Sassuolo è un ambiente a cui in realtà tutti i club dovrebbero ispirarsi. È chiaro che se però io penso alla partita dell'andata, a Torsvert che fa il testa di cazzo, a tutti gli ostracismi fatti dai giocatori del Sassuolo, io godo per questa situazione, come è giusto che sia. Però a livello di lavoro, di lavorare con i giovani, a livello di progettualità di una società calcistica che fino a qualche anno fa nemmeno esisteva praticamente, il Sassuolo detta legge, cioè ci fa da lezione a tutti, quindi su quell'aspetto mi dispiace umanamente per il Sassuolo perché hanno creato un qualcosa di veramente enorme, però se penso all'aspetto sportivo godo tantissimo, quindi non so quanto al momento possano essere una squadra che possa effettivamente dare preoccupazioni, però è chiaro che in una partita da dentro e fuori una squadra può colmare le sue lacune con la cattiveria agonistica, con l'importanza della partita che li fa giocare a 3000 all'ora, quindi non è per niente questa una partita da sottovalutare, per niente. Sì, buongiorno mister Francesco Arezzo 131, quanto di quello che abbiamo visto ieri nell'allenamento potrà essere replicato intendo a livello tattico con qualche scelta particolare, penso per esempio a Mancosu insieme a De Iola davanti alla difesa, insomma, No. come stanno i ragazzi? No, i ragazzi stanno tutti bene tranne Makumbu e Yankto che ormai sono out per queste due partite. No, ieri avete visto che ho giocato con 11 contro 11, poi ho levato. No, era proprio per far correre, impegnare tutti quanti, perché li voglio tutti pronti, perché io ho bisogno di tutti in queste ultime due partite. So che andrò in controtendenza rispetto a qualcuno, ma secondo me l'assenza di Makumbu sarà pesante, perché è uno dei pochi che in mezzo al campo ti può dettare un po' di geometrie, sebbene non sia quello il suo ruolo. Makumbu non è un mediano, non è un impostatore, però in mezzo al centrocampo è quello che con il passaggio e con il suo dettare i tempi riesce a ricoprire un po' meglio quel ruolo che effettivamente manca nel centrocampo del Cagliari. Poi lo so che Makumbu ha i suoi difetti, ha quel vizio di giochicchiare con il pallone, però se lo può anche permettere. Ricordiamoci anche questo, perché nel centrocampo del Cagliari non so quanti altri possano permettersi un qualcosa di simile. Effettivamente Makumbu se lo può permettere, è bravo nel farlo, il problema è che è diventato un vizio e lo fa più per bellezza estetica della giocata che per funzionalità vera e propria. È un'assenza importante perché secondo me Makumbu può dare una grande mano, perché comunque ha un'ottima visione di gioco. Quella di Yankto non posso dire che sia una grande assenza, però nei momenti più importanti si è rivelato un'arma fondamentale da poter usare, quindi un po' mi dispiace. Vabbè, tra i due però secondo me fa molto più male l'assenza di Makumbu piuttosto che del ceco. Fabiano Gaggini dell'Unione Sarda, il fatto che si giocherà questa partita in uno stadio particolare dove ci saranno pochi tifosi del Sassuolo storicamente e dove ci saranno invece tanti tifosi del Cagliari, quindi è come se un po' si giocasse in casa, Sì, può essere un vantaggio visto i precedenti. Sicuramente è un grosso vantaggio per noi, perché sentire i nostri tifosi giocare come se stessimo in casa, questo ci dà ancora più coraggio, ancora più spinta, ancora più motivazione di quella che già abbiamo. Speriamo, mister. Buongiorno mister, Fabio Ornano per Calciocastedo. Il collega ha citato poco fa anche Marco Mancosu, che in questa stagione purtroppo è mancato. Ieri abbiamo visto quanto venisse cercato proprio per fare il giocatore tra le linee che cercasse la verticalità. Come sta il ragazzo e se c'è possibilità concreta di un minutaggio soprattutto per Sassuolo? Grazie. Ma tutti hanno la possibilità di avere minutaggio, naturalmente non ha i 90 minuti come qualche altro suo compagno. Poi sarà la partita a dirmi se è meglio uno o l'altro o tutte e due insieme. Abbiamo visto che per battere il Sassuolo all'andata ho fatto ricorso a tutte le munizioni d'attacco di cui avevo
e ne avevo bisogno. Ed è giusto che sia così, è giusto e legittimo che sia così perché quella partita un po' per un concetto anche un po' karmico è stata giusto vincerla, specialmente in quel modo. E... Però sono contento che anche Mancosu sia a disposizione perché comunque sebbene abbia 30 anni e passa, sebbene giochi ad un ritmo un po' più compassato rispetto agli altri, alla fine è un po' tipo Viola, soltanto che destro. E comunque un giocatore che ti dà una sicurezza sui calci piazzati, un giocatore che anche lui ha un'estrema visione, una visione molto acuta. Comunque ha sempre giocato da trequartista, quindi è un elemento importante per fare da collante da centrocampo attacco. È un giocatore che potenzialmente ti può far giocare palla a terra invece che con i cross. È un giocatore che ti può creare un contropiede in verticale facendo scattare l'Uvumbo in velocità e sorprendendo la difesa avversaria. È un giocatore intelligentemente tattico per la partita. Mancoso, io spero che magari non dal primo minuto possa ritrovare il campo, perché sono sicuro che lui in primis sente molto questa partita e vorrà fare bene. Sì, Enrico Gaviano, Nuova Sardegna. A proposito di scontri diretti, se prendendo in esame le partite che il Cagliari ha fatto con le squadre che sono pari in classifica o sotto, il bilancio è molto buono, nel senso che comunque il Cagliari con le squadre della propria, diciamo, valore, almeno per quello che dice la classifica, è andato sempre abbastanza bene. Sì, me lo auguro che si faccia una partita gagliarda, una partita piena di voglia di portare a casa il risultato pieno. Non sarà una partita semplice, ma dobbiamo fare una partita veramente tosta, piena di determinazione, proprio per rispettare i nostri tifosi. Questo ci hanno chiesto e questo gli dobbiamo dare. Confermo e sottoscrivo. C'è poco da aggiungere. Ha citato prima la gara d'andata, come cambia il Sassuolo rispetto, oltre all'allenatore, soprattutto l'allenatore, come cambia rispetto a quella partita? Beh, cambia perché appunto cambiano anche alcuni giocatori, potrebbe cambiare il modulo di gioco perché non sappiamo che modulo adotterà, se quello consueto del Sassuolo o quello consueto di Ballardini, per cui noi siamo pronti sia per l'uno che per l'altro. Pronti ad ogni evenienza, come è giusto che sia. Tra l'altro bisogna anche ricordare che in realtà l'apporto di Ballardini al Sassuolo non è che sia stato poi così impattante, perché il Sassuolo sì, ha vinto contro l'Inter, ma a parte quello, come si dice a Roma, frutta e verdura, cioè proprio zero carbonella, quindi poi tra l'altro Ballardini, faccelo un favore, faccelo sto favore, ricordati la salvezza di anni fa e regalaci un'altra salvezza così. Ballardini, aiutaci tu. San Davide. Invece sappiamo che modulo utilizzerà il Cagliari? Sì, io lo so, è che voi non lo sapete. E neanche loro. A proposito di modulo, tanto poi non ci risponderà, ma Comunque è incredibile quanto Ranieri faccia pretattica. È una cosa incredibile. Sotto questo aspetto è molto molto vecchio stampo. Fa una pretattica incredibile. Incredibile. insomma, ieri ci ha stuzzicato un po', al di là degli 11, 12 contro 12, il fatto che sia sembrato un Cagliari molto offensivo, quasi un 4-2-4, un 4-2-3-1, insomma diverse modalità, ma con due costanti, la difesa a 4 sempre e poi molti giocatori offensivi in entrambi gli schieramenti. Ecco, al di là di chi giocherà e come giocherà, è questo l'input della partita? C'è un Cagliari aggressivo da subito? No, questo l'ho messo proprio per mettere sotto pressione le due difese, in modo che si abituassero ad avere più avversari nelle vicinanze e aiutarsi l'uno con l'altro. Sì, sul discorso tifosi... Intelligente come cosa, intelligente. Anche perché il Sassuolo comunque a memoria ha quasi sempre giocato con un 4-2-3-1 o
o un 4-3-3, quindi tende a portare molti giocatori là davanti e questa è è stata una mossa molto intelligente che spero possa pagare in partita. Ieri appunto abbiamo visto il lungo dialogo che avete avuto con gli Ultra, però a Sassuolo ci sarà, o meglio a Reggio Emilia, non a Sassuolo, ci sarà tutta un'altra fetta di tifosi che ha fatto una fatica esagerata ad arrivare a Reggio Emilia. Lo facciamo noi come giornalisti e loro sono gente che prende la macchina e va in nave da Golfo Aranci, insomma. Ecco, quanto è la vostra voglia di festeggiare già con loro domenica? Noi non sappiamo se andiamo a festeggiare, noi andiamo a fare una partita gagliarda, volenterosa. Sappiamo, come quando abbiamo giocato contro il Bari, che c'è tutta l'isola dietro di noi. E io mi aspetto una grandissima prova dai miei. Me lo auguro, mister, me lo auguro. Io purtroppo non potrò esserci per motivi lavorativi, però faccio un grandissimo applauso a chi è riuscito ad andare, a chi ci sarà, a chi urlerà anche per noi. Non l'ho fatto spesso, è vero, però un grande applauso a chi va a vedere il Cagliari appena può, a chi c'è sempre, a chi c'è quelle poche volte, a chiunque. Non mi posso includere tra questi perché decisamente non posso, però un grande applauso a loro e speriamo che il loro sacrificio, la loro dedizione, il loro amore e il nostro amore per il Cagliari possa essere ripagato già domenica con questa salvezza. Lei, come diceva, ha preparato la gara mettendo la difesa un po' con un po' di pressione, quindi aspettandosi un Sassuolo comunque aggressivo perché deve cercare di vincere, ritornando alla domanda precedente, però ci riprovo. Ha parlato anche di forza, di aggressività, di determinazione. Sarà un Cagliari più forte dal punto di vista proprio fisico e di determinazione o più tecnico, più qualitativamente parlando, più presente in campo da quel punto di vista? Lo vedrete domenica alle 12:30. Ma non vi posso dire, ma non è che non le voglio dire a voi, ma perché devo avvantaggiare l'avversario se l'avversario può pensare a noi? Non mi sembra sciocco da parte mia dire come gioco, chi gioca. Certo, io sono contento di rispondervi. Questo aiuta, concretamente? Beh, potrebbe perché un avversario, se fa anche la partita sopra la squadra che incontra, può avere dei dubbi. Potrebbe. Il king della pretattica. Enrico Capriano, la Sardegna ancora, giusto un pizzico di polemica se vuole, c'è questa storia della contemporaneità delle partite che ancora una volta è stata ignorata, e poi come sta il preziosissimo Mina. Sbagliatissimo. Nelle ultime 3 partite si dovrebbe giocare tutti allo stesso orario, o perlomeno quelle che sono impelagate per una lotta o per l'altra. Esatto. Non è possibile che ci siano squadre che sappiano già il risultato e non è corretto. Esattamente. E apro e chiudo subito una piccola parentesi. In questo contesto, e mi metto pure a schermo intero un attimo per farlo, in questo contesto il Cagliari è stato fortemente penalizzato, sebbene con una vittoria agguanti subito la salvezza. Però il problema non è che siamo stati noi ad essere penalizzati, poteva accadere a qualsiasi altra squadra, poteva essere il Sassuolo stesso, il Sassuolo anche è penalizzato, ma poteva essere l'Empoli, poteva essere il Frosinone, poteva essere l'Udinese, poteva essere il Verona. Poco cambia, è il concetto che è sbagliato. Se mi vuoi far giocare il Cagliari a 00:30, le squadre dirette interessate per la salvezza giocano a 00:30, specialmente se in questo contesto, in questo momento, la penultima giornata, come abbiamo visto già da mesi, negli scontri di salvezza ci sono solo squadre che lottano
per la salvezza, quindi la contemporaneità non sarebbe stata nemmeno un problema, sarebbe stata la scelta più logica. Quindi io non capisco il perché di questa cosa, cioè lo so, perché è ovvio che lo so, lo sappiamo tutti, il vil denaro, comandano le pay tv, comandano le televisioni, bene, perfetto, ma a questo punto il calcio non è più uno sport ma è uno sport spettacolo tipo il wrestling, facciamo che tutte le partite sono predeterminate e buonanotte ai suonatori, ma così non è. Se vogliamo fare un campionato basato sull'equità, sulla giustizia, sul rispetto, sulla trasparenza, queste cose devono sparire. E ripeto, e lo ripeto perché è proprio una mia convinzione, non lo dico perché il Cagliari a essere stato penalizzato, poteva essere qualsiasi altra squadra. Io voglio giocare in contemporanea se le squadre che lottano per il mio stesso obiettivo possono o meno ricevere un vantaggio o uno svantaggio dalla mia prestazione. Si parla di correttezza sportiva, tutti si riempiono la bocca e quant'altro, si insultano le squadre se le partite finiscono 12-13-0 per mancanza di fair play, ma se è la prima la Lega a non far rispettare il fair play su delle cose semplicissime, beh, c'è un problema, c'è un grande problema. Mina, non ho capito. Qual è? Come sta? Cioè, Milan. perché- Mina. Ah, Mina. L'avete visto? No, non l'abbiamo visto. Come no? Ha fatto una corsetta. Sta bene allora, se ha fatto una corsetta è uscito, se ne fa due di corsette sono più preoccupato. L'altro giorno gli ho detto sei come la batteria dei telefonini, se stai troppo in campo mi discarichi, è meglio di no, ti conservo per la partita. Quanto è mancato Viola in queste settimane, dal punto di vista tecnico, negli ingressi in campo, ma anche dal punto di vista della personalità, invece quanto è importante averlo ritrovato per questo finale? No, è importantissimo, lo sappiamo Nicolas che persona è, che leader è per tutta la squadra, e avere un giocatore come lui disponibile, avete visto che quando è stato bene l'ho sempre messo dentro, per cui averlo ritrovato mi dà ancora più forza di quello che dobbiamo fare. Ecco, rispetto alla partita di sabato, cosa non vuole rivedere domenica? Perché ha detto siamo stati troppo timidi, avete corso tanto, però poi abbiamo visto come il Milan... Sì, non dobbiamo essere timidi. Dobbiamo essere propositivi, sì, certo. Abbiamo parlato dell'importanza di Mina, dell'importanza... Su Viola, io in realtà non so quanto effettivamente l'assenza possa essere stata impattante. È chiaro che si va a vedere quello che è il trascorso, viene logico e fisiologico rispondere che è stata molto importante la sua assenza. Però sono state le partite in cui è stato assente e delle partite in cui se fosse entrato in campo Viola siamo sicuri che la situazione sarebbe cambiata? Io sinceramente non credo, quindi mi sta bene il fatto che sia mancato e l'importante è concentrarsi adesso su questa partita. Degli altri, quanto è importante Pavoletti e come sta Pavoletti? Allora, Pavoletti lo sappiamo, c'ha sempre questo problema al piede, se dovessi aver bisogno di lui, spero mai, ci sarà. Grazie a tutti. Grazie. Ovviamente il spero mai sta a significare che se tu hai bisogno di un attaccante vuol dire che sostanzialmente o stai sotto o stai ancora pareggiando e hai bisogno di rimettere in sesto la partita, quindi è ovvio che risponda spero mai, non è che non vuole Pavoletti in campo, ci mancherebbe, specialmente dopo la partita col Bari. Io ragazzi non aggiungo altro, io spero che dopo la partita possiamo essere più felici che mai
E niente, detto questo io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato il video, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!